Siamo con Pier Giorgio Cortellazzo, presidente di Acque Venete. Oggi la presentazione e innanzitutto i lavori conclusi per quanto riguarda la condotta di Villa Marzana Occhiobello. Quali sono le novità di questo piano di intervento che oggi viene presentato e concluso? Beh, intanto un ringraziamento ai sindaci e al sindaco di Occhiobello in primis che ci ha ospitato. È un'opera importante, un'opera che è circa 11 milioni di euro, che collega ovviamente Villa Marzana con Occhiobello, ma ovviamente intervenendo anche su altri comuni. È un'opera importante che ha la finalità di erogare e fornire sicuramente acqua migliore. Ci disimpegniamo da altre forniture in passato che non erano direttamente gestite dall'azienda Acque Venete, e questo ovviamente va nella direzione di rendere sempre più autonoma l'azienda anche dalle proprie fonti di attingimento. Ovviamente questa è un'acqua che proviene dall'Adige e chiaramente perfettamente potabile, buona e soprattutto, voglio dire, con una infrastruttura idrica imponente, importante, ma che saprà dare risposte anche al territorio in termini anche di nuova espansione. Diverse zone di approvvigionamento diverse dal Po ma dall'Adige, ma soprattutto un intervento che interessa anche i vari comuni della provincia. Siamo con il presidente della provincia, Enrico Ferrarese, un piano che riguarda appunto la provincia, i comuni, ma anche di un'importanza per tutto il territorio. Sì, senz'altro un'opera importantissima per il territorio. Credo che in particolare lavorare e pensare alla qualità dell'acqua e anche ad un'erogazione più efficace ed efficiente credo che sia un'ottima risposta ad esigenze che questo territorio ha, e ci rende particolarmente felici di sapere che qui si continua ad investire per il bene della nostra comunità. Irene Bononi, sindaco di Occhiobello, quali saranno i benefici di cui non solo la cittadinanza ma tutta la condotta potrà usufruire grazie a questo piano di intervento ultimato? Grazie intanto per l'intervento, che sicuramente sarà un intervento che porterà beneficio ai nostri cittadini in termini di qualità dell'acqua, in termini anche di erogazione dell'acqua, perché già abbiamo visto con l'avvio di questo nuovo impianto una pressione diversa nelle strutture, nelle case, nelle abitazioni dei nostri concittadini, e questo sicuramente è un ottimo risultato. Per noi è importante che la qualità dei servizi anche in termini di qualità dell'acqua sia ricepita chiaramente dai nostri cittadini.